Tragico incidente stradale nel pomeriggio a San Vendemiano, 45enne al volante di un'auto si schianta contro un furgone dei rifiuti, nulla da fare per la donna. Paura nel pomeriggio per un incendio scoppiato in un appartamento in zona Sant'Artemio a Treviso, palazzina evacuata, ben 10 persone finiscono in ospedale. Già i domiciliari per violenze contro l'ex moglie 43enne di Paese, arrestato dai carabinieri dopo aver cercato di aggredire anche l'attuale compagno. Vaccinazioni, boom di defezioni oggi per gli over 70, il 30% dei convocati non si è presentato, l'appello dell'azienda sanitaria. Sono 2 giorni alla riapertura del 26 aprile, meteo avverso, non pochi rinunciano, ma c'è anche chi si attrezza con tende e tensostrutture. Taxi fermi, in oltre un anno di pandemia il Trevigiano ha perso il 70% del fatturato, lo studio della CGA di Mestre, la categoria dice situazione drammatica. Domani Venezia e il Veneto celebrano il Santo Patrono San Marco, quest'anno Antena 3 trasmetterà in diretta la messa solenne delle 10 celebrata dal Patriarca Moraglia. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque la cronaca in primo piano, il drammatico, tragico incidente avvenuto nel pomeriggio a San Vendemiano. Lo scontro frontale tra l'auto e il camion sulla statale 51 a Lemagna a San Vendemiano non ha lasciato scampo ad una donna di 45 anni d'origine senegalese. La giovane mamma alla guida di una Opel Agila è subito apparsa in condizioni disperate. Nel terribile impatto l'auto si è semi-disintegrata. Incastrata fra le lamiere, la donna è subito stata assistita dal personale dei Vigili del Fuoco che hanno cercato di liberarla per le cure necessarie di primo intervento del SUEM 118, intervenuto sul posto con ambulanza e soccorso. Purtroppo, però, nonostante i tentativi di rianimarla, la donna è deceduta a causa delle gravi ferite. La 45enne, residente a San Vendemiano con i suoi bambini e il marito, era andata a fare delle compere poco lontano. La strada è famigerata per la sua pericolosità. Sì, è molto pericolosa sta strada qua, specialmente perché è un rettilineo e molti corrono anche troppo forte. Stavolta una donna ci ha rimesso la vita. Sì, la conoscevo di vista e passava spesso di qua e purtroppo è andata così. Coinvolti nell'incidente anche alcuni ragazzi a bordo di una Fiat Panda. Fortunatamente tutti gli occupanti del mezzo non hanno riportato lesioni. Sul luogo anche i carabinieri. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. Da una prima ipotesi sembrerebbe che l'uomo alla guida del mezzo dell'azienda Savno si sia improvvisamente trovato di fronte sulla propria careggiata in direzione Conegliano l'autovettura della 45enne. Camion e auto dopo lo scontro sono finiti nel fossato a bordo strada. Il conducente alla guida del mezzo pesante in stato di shock è stato assistito dal personale medico ma non ha subito importanti lesioni. E poi sempre nel pomeriggio la paura a Treviso per le fiamme scoppiate in un appartamento, in una palazzina che è stata poi evacuata e ci sono 10 persone finite in ospedale. Le fiamme dall'interno dell'appartamento, il fumo nero che sale verso il cielo, erano da poco passate le 15:30 in via Pennacchi, una laterale di viale Felice, in zona Sant'Artemio a Treviso, quando al terzo piano di una delle palazzine del complesso, che ospita 48 alloggi, è scoppiato, per cause ancora al vaglio dei Vigili del Fuoco, un incendio. Ho visto il fuoco vicino a casa mia, allora ho chiamato subito i Vigili del Fuoco. Sul posto arrivano diverse squadre dei Vigili del Fuoco da Treviso e Mestre, ambulanze, carabinieri, polizia. L'edificio viene evacuato, i residenti in strada guardano le operazioni di spegnimento. Alla fine in ospedale finiscono in 10 per aver inalato il fumo, compresa un'anziana allettata. 2 quelli in condizioni più serie ma non gravi. La signora che c'era dentro l'appartamento è scesa giù bussando alle porte dicendo di evacuare il palazzo perché sì, è scoppiata l'incendio. Un'anziana è svenuta. Sì, hanno portato via anche la signora che c'era dentro la casa. Io sono l'amministratore del condominio, mi hanno chiamato che uscivano le fiamme, sono venuta a vedere se potevo essere utile in qualche circostanza. I vigili non mi hanno ancora detto qual è il problema, devono entrare
penso che mi dicano, e adesso bisogna capire dove far alloggiare le persone, perché temo che, a parte l'appartamento, ma anche quelli sopra siano inagibili, temo. 6 le famiglie per cui si sta valutando la sistemazione per la notte. Sul posto è arrivato anche il sindaco Mario Conte. Attendiamo di capire, dopodiché insieme all'amministratore di condominio troveremo una soluzione idonea per i nuclei familiari costretti ad evacuare l'immobile. Negli stessi minuti un altro incendio si è verificato in via Pisa, nella cucina dell'abitazione di una pensionata. L'anziana è stata portata in ospedale per lievi ustioni a braccia e mani. Arrestato a Paese nella notte un 43enne italiano responsabile di maltrattamenti contro la compagna. L'uomo, un pregiudicato, era già agli arresti domiciliari per maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie e al culmine di un'accesa lite con l'attuale compagna aveva sfondato la porta della stanza dove si era rifugiata la donna, avendo poi prontamente bloccato dai carabinieri intervenuti dopo l'allerta. Il 43enne è stato portato in carcere, ora di nuovo ai domiciliari, ma presso l'abitazione dei suoi genitori dopo la convalida dell'arresto di questa mattina. Ed ora le vaccinazioni, una nota negativa di oggi perché c'è stato un boom di defezioni di over 70. Oggi è stata abbastanza pesante, nel senso che circa un 30% non si è presentato e questo è un segnale non bello, però credo che dobbiamo fare maggiore informazione e far capire alla gente che la vaccinazione è importante. Qualche segnale c'era già stato nei giorni scorsi con le poche prenotazioni sul sito rispetto ai posti liberi per la vaccinazione di chi ha tra i 70 e i 79 anni, ma una defezione di queste proporzioni non ce la si aspettava, anche perché diversi di coloro che non si sono presentati avevano pure prenotato. Godega e Vidori Vax Point, dove maggiori sono state le defezioni. Il direttore dell'ULSS lancia un appello. Un invito a cercare di venire alla vaccinazione perché è fondamentale, perché la vaccinazione vi protegge e protegge anche i vostri familiari. Chiederò ai sindaci di fare magari domenica 2 un vaccination day come abbiamo già fatto, poi ne parleremo, per recuperare il massimo delle persone che ancora mancano la vaccinazione. Nel frattempo l'altra tegola sulla campagna vaccinale è la rottura del tavolo della trattativa con i medici di famiglia per la vaccinazione a domicilio degli over 70. Dai dati regionali abbiamo vaccinato sui 3 giorni circa 3.800 pazienti fragili. Di questi la maggior parte sono a domicilio perché sono allettati e non autosufficienti. Ma ieri siamo stati trattati dall'ULSS come nulla facenti ed approfittatori, con segnalazione ai NAS per aver fatto pochi vaccini e per aver usufruito di una copertura, secondo loro non dovuta, in alcuni casi, della continuità assistenziale. I condotti parlano di una trentina di medici su 500 segnalati ai NAS. La cosa più grave però che è successa è che un direttore di distretto ci ha chiaramente detto che non contiamo nulla come categoria, perché tanto ci sono dei medici che vaccinano in maniera volontaria. A questo punto l'azienda, se non ha bisogno della categoria, deve dirlo chiaramente. Il direttore generale tende una mano per ricucire la frattura in un nuovo incontro la prossima settimana. Noi abbiamo bisogno anche di medici di famiglia per poter vaccinare il più alto numero possibile di persone. Oggi ovviamente non abbiamo potuto utilizzare al massimo la loro potenzialità per mancanza di vaccino, ma nel momento in cui avremo il vaccino io credo che sia fondamentale il loro contributo. A proposito di vaccini e di prenotazioni, ULSS 2 e Carabinieri di Treviso hanno avviato un'iniziativa in favore degli ultrasettantenni, degli anziani, di quanti non hanno accesso a internet o dimestichezza con la rete. Potranno infatti aiutarli i comandanti di tutte le 40 stazioni dei Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso, attive nei 94 comuni della Marca, fornendo loro assistenza in caserma nella compilazione del format dedicato alla prenotazione, oppure recandosi direttamente a domicilio per quanti impossibilitati a spostarsi. Infatti i Carabinieri potranno recarsi con un tablet a casa di coloro che risiedono in frazioni isolate o non abbiano una connessione internet per aiutarli nel perfezionamento della prenotazione. Quindi rivolgetevi anche ai Carabinieri per le prenotazioni in caserma, oppure potrebbero venire addirittura a casa vostra con il tablet. Adesso intanto con o senza pioggia, insomma, c'è chi riaprirà il 26 di aprile, parliamo dei ristoratori e allora molti si stanno attrezzando anche per il meteo avverso. Carlo confida nel pienone o è un'utopia, un sogno? No, noi siamo sempre ottimisti, sicuramente gente ne arriverà e speriamo che i posti bastano. Dopo mesi di stop forzato le sedie tornano di nuovo a testa in giù. Finalmente, esclama il titolare della nuova tensostruttura esterna al pub di Silea.
e allestita in appena 24 ore proprio in occasione della riapertura di lunedì, per la quale, dice, si volgerà lo sguardo verso il cielo. Noi abbiamo 25 dipendenti che da 6 mesi sono in cassa integrazione, adesso riprendiamo, certo non a pieno regime. A 500 metri da qui, nel noto locale lungo il Sile, è tutto pronto con tende e ombrelloni antipioggia. Anche qui lunedì si apre indipendentemente dal meteo. Cerchiamo di coprire un po' tutto, poi se c'è la pioggia c'è anche meno gente. Poi ovviamente se arriva l'uragano là le tende volano via, ma insomma speriamo di no. Più che il meteo avverso spaventa il coprifuoco. È la titolare insieme al fratello Walter a spiegarne il perché. Perché ho paura che facendo così la gente si ammassa tutta alla stessa ora, è quasi peggio perché invece di diluirsi in un tot di ore faranno un afflusso tutti dalle 7 alle 9 per essere a casa alle 10. Vero è che la voglia di normalità e la speranza di un futuro migliore sembra nelle intenzioni più forte ed entusiasta di ogni paura e timore, anche del maltempo. A fare eccezione la tensostruttura che, a pandemia superata, come è arrivata, scomparirà. Sicuramente la tolgo. Non la vuole tenere? No, li aspettiamo lunedì numerosi. Intanto, con il ritorno della zona gialla del Veneto, i musei civici di Treviso sono pronti ad accogliere i visitatori nelle loro sale. Dal 27 aprile si potrà accedere ai poli espositivi Luigi Bailo e Santa Caterina dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18, quindi dal 27 di aprile. Nel fine settimana l'ingresso sarà possibile su prenotazione almeno un giorno prima, inviando una mail a prenotazioni@museicivicitreviso.it oppure telefonando alle biglietterie dei musei di Santa Caterina e Museo Bailo. E poi nel siti ovviamente ci sono anche tutti i cartelloni delle iniziative a partire proprio dal 27, quindi da martedì, con la riapertura dei musei civici. Chi invece resta fermo da tempo è la categoria dei taxisti. C'è un tracollo del fatturato davvero impietoso. La turista con la valigia per uno dei 2 taxi presenti in stazione a Treviso all'ora di pranzo, specchio della recessione del settore. In tutta la provincia trevigiana da un anno a questa parte si registrano perdite pari al 70% del fatturato. La situazione è molto drammatica, molto critica, ormai è da più di un anno che siamo in queste condizioni di scarsissimo lavoro. Nei 56 taxi presenti nella Marca, la contrazione del fatturato da marzo 2020 ad oggi è pari a 1.300.000 euro, a dirlo lo studio della CGA di Mestre. Situazione che rispetta i dati peggiori in alcune zone della provincia, precisa il presidente della cooperativa dei tassisti trevigiani. Soprattutto verso colleghi di Castelfranco, Conegliano probabilmente saranno anche messi peggio. L'assenza di un turismo d'affari, eventi sportivi, la possibilità di sera di uscire. Senza contare che per buona parte dell'anno l'aeroporto Canova è rimasto ed è ancora chiuso. In più il ricorso al lavoro da casa e al telelavoro ha praticamente azzerato congressi, convegni e incontri aziendali in presenza. Fa sì che noi ovviamente ne risentiamo tantissimo, come tante altre categorie, però ovviamente è la durata molto lunga di questa crisi che fa sì che non si veda fine e soprattutto ancora alcune restrizioni dovute alla pandemia fanno sì che non abbiamo un futuro a breve che possa essere chiaro. Adesso la viabilità, il punto della situazione del cantiere lungo la Noalese a San Giuseppe, e ci sono stati diversi disagi di traffico in questi giorni. 3 mesi di pazienza il Comune chiede ai residenti e lavoratori che gravitano nel quartiere San Giuseppe, pendolari della Noalese, ma il beneficio non sarà da poco. Collegare la rete fognaria dell'aeroporto e tutta quest'area a ridosso del centro con il depuratore comunale, un progetto ambientale di grande portata. Ricordo che ci saranno 2 cantieri, quindi c'è il cantiere ATS, ma c'è anche il cantiere aspettato dai residenti e dalla popolazione dell'allargamento della corsia della cavalcavia di San Giuseppe su via Bernardi. 800 metri di cantiere, la strada diventerà un senso unico alternato con deviazione in via Boiago. Con via Boiago si potrà accedere sia alla viale della Serenissima, quindi anche al punto Covid, e anche fare una torna indietro nelle vie laterali di San Giuseppe. Mi viene in mente adesso via Malimpensa, via Menegazzi,
via Trento. Una soluzione per consentire l'accesso alle attività commerciali della zona. Ad anticipare il cantiere di ATS alla popolazione e ai commercianti, insieme all'assessore Zampese, anche i consiglieri comunali. Nelle ore di punta, promette l'assessore, valutiamo di mettere in campo i vigili per far defluire il traffico. Abbiamo ovviamente in via preliminare deviato tutto il traffico pesante sulla Castellana e quindi cerchiamo di creare il meno disagio possibile, consapevoli che opere del genere, di una certa invasività, un qualche problema lo creano. La viabilità alternativa è stata pensata anche perché il cantiere non vada a pesare oltre, con l'apertura a partire da lunedì della campagna vaccinale all'ex dogana di Treviso. E adesso la guerra del Prosecco, nuove accuse, nuovi attacchi, stavolta riferiti alle cantine sociali, arrivano dal volto degli 8 ribelli della DOCG. Io vorrei proprio fare un appello a tutti i viticoltori con preghiera di iscriversi al consorzio, in quanto potrebbero darci una mano, darci un voto e far sì che abbiano voce anche loro. Si rivolge ai viticoltori delle cantine sociali, il consigliere Francesco Drusian, uno degli 8 ribelli del Prosecco Superiore. Passare dalla delega ai presidenti delle cooperative al diritto personale di votare la nuova dirigenza della DOCG. Un vero e proprio attacco alle cantine sociali, dopo che queste avevano parlato della distinzione tra viticoltori di serie B e quelli col SUV. Ma come ci si sente ad essere un viticoltore col SUV? Ah, guardi, il SUV per me è una macchina da lavoro, in quanto innanzitutto è un pick-up e non un SUV. È una macchina molto utile perché mi permette di andare in collina, dove con un Mercedes o con un Audi non potrei andarci sicuramente. E il riferimento ai presidenti con vetture di gran lusso più che evidente, così come la battaglia all'ultimo voto per le elezioni slittate a giugno, ministero permettendo. Perché i viticoltori che conferiscono le uve alle cooperative possono benissimo iscriversi in maniera autonoma al consorzio e esprimere il proprio giudizio votando chi è più congruo a loro. Una scelta influente sotto il profilo economico, ma dirompente sulla rappresentatività delle cantine sociali, che verrebbe drasticamente di fatto ridimensionata. Questo non mette un po' in crisi il loro rapporto con le cantine? Ma non, assolutamente no, perché che cosa cambia? Non cambia assolutamente niente, in quanto loro sono produttori che conferiscono uve alle cantine. Sicuramente se avranno delle ritorsioni la produzione può essere assorbita da questo territorio. La pubblicità, pochi istanti. Rieccoci in diretta, domani San Marco e allora domani Antena 3 ci sarà come l'anno scorso per la diretta della messa solenne dalla Basilica celebrata dal Patriarca Moraglia. 25 aprile, festa di San Marco. Venezia ed il Veneto celebrano il santo patrono ed anche quest'anno il Patriarcato ha scelto Antenna 3 per la trasmissione in diretta della messa solenne che verrà celebrata nella cattedrale dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia. Il Vangelo di Marco ci testimonia, ci racconta che questa salvezza è possibile, si può incontrare. La storia della città di Venezia ci racconta questo, che a un certo punto questa città ha deciso di fondare la sua esistenza, la sua identità, la sua libertà, non su un'autorità terrena, non su un'idea, non su un progetto politico, ma sul Vangelo. Un incontro ancora oggi di grande attualità. Celebrare San Marco non è celebrare semplicemente la memoria di un evento storico, ma celebrare la forza, la potenza del mistero della salvezza che è presente, viva, oggi. Ed anche quest'anno, segnato pesantemente dalla pandemia, i fedeli potranno seguire su Antenna 3 la celebrazione della messa in onda a partire dalle 10. La diretta comincerà alle 9:50 con le riflessioni del Patriarca che precederanno la funzione. Ora parliamo di una puntata speciale del cartone animato Leo da Vinci realizzato dal gruppo Alcuni e dedicata a una malattia rara. A volte il cuore mi batte molto forte. Ha detto che ha spesso mal di pancia. Ha anche un ronzio alle orecchie. Mi fanno male i piedi e le mani. Far conoscere attraverso un cartone animato la malattia di Anderson Fabry, patologia rara ereditaria che colpisce sia maschi che femmine, causando loro nel tempo complicanze renali, cardiache, vascolari e neurologiche. L'Associazione Italiana Anderson Fabry e il gruppo Alcuni hanno scelto Leo da Vinci come testimonial, realizzando una puntata speciale dal titolo Amico Raro. Sicuramente ci sono moltissime persone
persone che manifestano tutti i sintomi tipici della malattia, ma che non hanno ancora ottenuto una diagnosi. Ecco perché è importante dunque portare questa informazione ad un pubblico più ampio. Perché non approfittare di questi milioni e milioni di bambini che ogni giorno vedono le produzioni di Gruppo Alcuni per raccontare anche e parlare anche di temi importanti? Ragazzi, ho appena visto Fabrizio vicino al ruscello. Ho avuto l'impressione che fosse molto stanco. Sì, me ne sono accorto anch'io. Mi sembrava che le mani gli bruciassero, non so. Quando torniamo a Firenze voglio capire un po' meglio. Un'iniziativa salutata con favore dalle istituzioni. Trasforma con creatività e intelligenza un programma per bambini e ne fa un potente strumento di informazione e di sensibilizzazione rivolto anche agli adulti. In Veneto e anche oltre i suoi confini è l'azienda ospedaliera di Padova, il centro di riferimento per lo screening e la cura della malattia. L'attenzione che vogliamo avere rispetto a questo settore è molto importante. Sappiamo che se c'è una diagnosi precoce, c'è un'individuazione in tempi molto rapidi, si riesce anche a creare un percorso ben dettagliato e ben definito. Adesso le notizie dal Bellunese. Il lavoro in primo piano il giorno dopo il vertice ministeriale sul futuro di ACC ed ex Embraco, il rilancio del progetto Italcomp, il clima resta comunque teso. È una corsa contro il tempo perché la liquidità scarseggia e c'è bisogno di passare decisamente ai fatti. Col decreto ristori e l'attuazione di questo decreto ci dovrebbero essere delle disponibilità di liquidità da parte del governo, ma qui ci vuole anche un'azione da parte delle banche che mi auguro non si tirino indietro. C'è la volontà del governo di dare concretezza al progetto Italcomp, cioè il matrimonio fra ACC ed ex Embraco per la costituzione del polo della componentistica di cui l'Italia oggi è orfana, ma un conto sono le parole, altra cosa sono i fatti e sopra ogni cosa il tempo, risicato quello per ACC che necessita di urgente liquidità per evitare il tracollo. Sinceramente non voglio pensarci, però sarebbe un durissimo colpo unito a quello di Ideal Standard che ci mette in grandissima difficoltà e soprattutto crea un vuoto pesantissimo. Padrin sarà al fianco di lavoratori e sindacati alla manifestazione organizzata per il 1° maggio. Successivamente a Palazzo Piloni partirà il tavolo istituzionale per la gestione delle crisi aziendali. ACC e Ideal Standard su tutte, afferma il presidente della provincia di Belluno. Dovessero implodere, si renderà necessaria una valutazione assieme a Confindustria sulla ricollocazione delle maestranze. Siamo in una condizione abbastanza delicata. Io mi rendo perfettamente conto e mi metto dalla parte dei lavoratori perché soprattutto la questione ACC è una situazione che ormai si tira avanti da troppi anni e quindi non avere certezze sul futuro mi pare normale che i sindacati e quindi i lavoratori attraverso la voce dei sindacati manifestino tutta la loro preoccupazione. Covid e proteste, oggi nuova giornata del No Paura Day a Belluno, non sono mancate le tensioni con le forze dell'ordine. No Paura Day in Piazza dei Martiri a Belluno, sostanzialmente rispettate le distanze, quasi tutti con la mascherina, però, e lo vedrete, anche alcuni casi di scontro e di confronto con le forze dell'ordine. Ancora in piazza denunciando inefficienze e contestando le misure adottate. Ecco le motivazioni dei promotori. È alleviare le tensioni create dal lockdown e da queste misure di sicurezza che per noi non hanno molto senso per la nostra salute. A margine c'è chi si oppone in maniera più animata alle richieste delle forze dell'ordine e non manca chi sostiene la contestazione. Tieni la distanza, per cortesia. Tenete la distanza. Perché non è nelle sue di sparare ai cittadini, voi sparate ai cittadini. Almeno qui non sia manifestamente reato, ma la mascherina. E questo è reato, perché siamo mascherati in luogo pubblico. Però manifestamente. Se io faccio la terrorista, sono coperta. Lei la pensa in un modo, molti altri la pensano in un altro. Se le dovesse arrivare la sanzione... No, perché mi è già arrivato dall'ultima volta, fatto in modo tale, furbo, non è un'applicazione. Ma i documenti li ha dati? Io sto parlando di un'altra cosa. No, non sono obbligato. In quanti arrivati? 5-6 persone, sto spacciando, sto rubando. Che a me l'altra volta mi hanno fermato qua, non ero ancora andata alla manifestazione, mi hanno chiesto il documento, ho detto sì, ma perché?
semplice controllo. Dopodiché mi hanno chiesto se avevo la mascherina, l'ho tirata fuori, ce l'avevo, mi stavo avvicinando, la potevo mettere avvicinare, invece mi è arrivata a casa una multa perché non indossavo la mascherina. Frattanto, in giornata, manifesti firmati da una sconosciuta sigla e del Vice sono comparsi sui muri e sulle colonne dei palazzi del centro storico della città. Il messaggio si riferisce alle riaperture del prossimo 26 aprile, che per gli autori dei volantini sarebbero un grande imbroglio. Adesso un taglio del nastro molto importante e atteso, perché ha ridato vita a uno dei simboli degli effetti devastanti della tempesta Vaia. Esisteva da più di un secolo, Vaia se la portò via. Attraverso il Cordevole univa Sedico e Sospirolo. C'era ed ora c'è di nuovo. Le immagini forse tremano, ma era quello che facevate voi da bambini per giocare? Certo, noi da bambini venivamo qua a sgorlare la passerella e la cosa proibita dai nonni, io avevo i nonni che abitavano qua vicino, era quella di sgorlare e noi chiaramente di nascosto venivamo a sgorlare. Per ricostruirla sono serviti oltre 100.000 euro, 45.000 messi a testa dai 2 comuni interessati, 8.000 arrivati grazie a una sottoscrizione organizzata a valle nel comune di Breda di Piave, il resto da donazioni dei singoli cittadini. Ha sempre collegato queste 2 comunità, che sono 2 comunità dal punto di vista amministrativo, ma un'unica grande parrocchia, perché fanno parte della stessa parrocchia, e questa passerella storicamente ha sempre collegato la Certosa di Vedana con il comune di Sedico. Vuol dire unire delle comunità, unirle dopo quello che è successo, cioè Vaia in questo caso, ma anche dopo questo anno di difficoltà dove tutti siamo costretti per vari motivi a essere rinchiusi. E sulla passerella, per una volta assieme, esponenti di forze politiche tradizionalmente avversarie. Questo è un intervento importante proprio per la valenza turistica, quindi anche strategica, ma poi di comunità. Il senso di comunità unito da questa passerella credo che possa dare una grande soddisfazione ai 2 sindaci, proprio perché riuniscono di nuovo le 2 comunità. Sì, assolutamente d'accordo con l'assessore, è un bel momento, mette insieme le comunità, anch'io esalto il lavoro dei sindaci. I sindaci sono un elemento fondamentale delle comunità e sono proprio il primo presidio, in questi casi si vede l'attenzione che hanno. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Montagnier Marmi, fornitura di davanzali coibentati, ingresso per cappotti. Benvenuti al meteo. Tempo stabile e soleggiato per la domenica del 25 aprile, festa della liberazione, dunque con clima via via più caldo, ma lunedì peggiora con qualche pioggia. Vediamo insieme la situazione nel dettaglio. Sul Veneto situazione tranquilla, sarà una giornata caratterizzata, come vediamo, dalla presenza del sole, il cielo sarà sereno o al massimo con poche nubi sparse. In serata addensamenti sui rilievi con prime precipitazioni, in genere di debole intensità. Temperature piacevoli, minime tra 6 e 11 gradi, valori massimi con picchi intorno ai 23 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia e Giulia, anche qui bel tempo con ampio soleggiamento dappertutto, qualche nube in più in montagna, anche con occasionali acquazzoni. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime sui 17 e 22 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la situazione risulterà invariata, con sole dappertutto e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime sui 23 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Montagnier Marmi, fornitura di davanzali coibentati, ingresso per cappotti.